Grazie alle scelte della Regione Marche, il Salesi ha un futuro solido come ospedale pediatrico specializzato, che non appartiene solo alla Regione, appartiene anche alle altre regioni che ne sono prive, come l'Umbria, come l'Abruzzo, come il Molise, in parte come la Puglia. E questo significa che quello che stiamo facendo oggi, investire in personale, in attrezzature, in professionisti, in ricerca applicata e poi anche nella costruzione dei nuovi muri, ci vuole più tempo in questo senso, fanno parte di un unico disegno che è quello di avere su un bacino di utenza di oltre 5 milioni di abitanti un qualcosa, una risposta ospedaliera, quindi per le patologie acute in particolare, che in questo momento è data da noi ma è abbastanza frammentata. Domani il Salesi raccoglierà ancora più persone rispetto a quello che fa oggi. Per quanto riguarda personale, professionisti, ricerca applicata, tecnologie, è già fatto, nel senso che lo stiamo già facendo, un grande piano assunzioni con decine e decine di professionisti più in questo ospedale, attrezzature che coprono tutti i bisogni, in parte anche reparti messi a nuovo all'interno della vecchia struttura e quindi già questa è una prima risposta rispetto a un'inerzia che era quella del passato dove non si faceva niente nell'aspettare che si decidesse il futuro delle strutture. La struttura ha dei tempi più lunghi che oggi è difficile definire, nel senso che come sappiamo le opere pubbliche in Italia sono sottoposte a mille problemi dal punto di vista burocratico, però tutto è già partito in termini di itinerari per arrivare a gol, sia per quanto riguarda la parte ostetrica e ginecologica al sesto piano di Torrette, sia per quanto riguarda il nuovo ospedale pediatrico che sarà sempre nel plesso di Torrette ma avrà la sua autonomia. Tutti i progetti e spero presto cantieri in corso. Per quanto riguarda il sesto piano noi l'abbiamo pubblicato e quindi tutta la parte della maternità, della neonatologia, entro massimo 2 anni e mezzo, massimo 3 anni, direi dovrebbe essere assolutamente realizzata tutta. Per quanto riguarda il nuovo ospedale pediatrico, la Regione sta procedendo ora alla validazione dei progetti esecutivi e quindi poi alla gara d'appalto. Dal momento in cui verrà appaltato ci sarà un periodo di tempo ragionevole di 3 o 4 anni.